I nuovi dirigenti di Palazzo dei Giganti sono stati nominati, lo ha fatto il sindaco Lillo Firetto, ma non si esclude che questa volta possa anche arrivare un ricorso al TAR. E di questa eventualità nelle ultime ore si parla fra i ben informati e non dai movimenti della macchina comunale con insistenza. Il comandante della Polizia Municipale, Cosimo Antonica, ha vinto un concorso pubblico per la polizia locale. Antonica, invece, in questa nuova organizzazione è stato nominato quale dirigente e responsabile del secondo settore attività produttive, trasparenza e anticorruzione, servizi demografici. Alla polizia locale, settimo settore, è stato nominato invece il responsabile Gaetano Di Giovanni. Lo stesso sindaco Lillo Firetto ieri ha però gettato acqua sul fuoco delle polemiche. Non ci sono dirigenti inamovibili, le nuove norme anticorruzione impongono verifiche ed attività di rotazione. Abbiamo disegnato i settori ed unificato le competenze, è un meccanismo virtuoso quello che abbiamo voluto creare, dice. E se dovessero esserci ricorsi al TAR, la domanda è stata naturale, rivolta al capo dell'amministrazione. E Firetto trancia con queste parole: valuteremo le motivazioni giuridiche.